quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Senza va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, buona autonomia a tutti come sempre, bentornati a Regioniamoci Sopra qui su Radio Libertà con voi Giuliano Zulin. Ieri diciamo che è stato un giorno particolare, l'abbiamo letto tutti, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario che si proponeva per abrogare la legge Calderoli, legge che dovrebbe attuare quello che c'è scritto nella Costituzione, ovvero l'autonomia differenziata. Ma prima di capire bene la portata di questa, diciamo, per adesso comunicato, poi leggeremo la sentenza nei prossimi giorni, vorrei tornare un attimo con voi al 26 settembre del 2024, ovvero 3-4 mesi fa. Perché quel giorno lì, l'arco parlamentare extra centrodestra, cioè la minoranza parlamentare, portò in Cassazione 1.291.000 firme, 1.300.000 firme, proprio per chiedere, siccome stavano più di 500.000 firme per chiedere un giudizio da parte prima della Cassazione, che valuta se tutte le procedure sono state eseguite correttamente, e poi della Corte Costituzionale, che chiaramente deve dire sì o no al requisito referendario. Diciamo che quel giorno lì, il 26 settembre, dopo una mobilitazione, dopo un'estate passata a creare una divisione tra sud contro nord da parte dei promotori, diciamo, del referendum abrogativo della riforma Calderoli, della legge Calderoli, arrivò il 26 settembre, nel giorno in cui i leader del comitato referendario e i leader dei partiti portarono queste firme idealmente presso la piazza Cavour, insomma, alla Cassazione. E sulle scale, adesso leggo l'ANSA di quel giorno lì sul sito dell'ANSA, perché è meglio sempre ricordare per non dimenticare, no? Sono oltre 1 milione, diceva l'ANSA, spiegano gli organizzatori. Sulle scale della Corte di Cassazione, per la foto di rito, c'erano insieme il segretario della CGIL Maurizio Landini, la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, poi i leader di AVS Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Le forze promotrici di questo referendum avevano tutti indossato le magliette della campagna referendaria, avevano mostrato le scatole contenenti le firme raccolte. Allora sentiamo un po' di dichiarazioni. Allora, Angelo Bonelli, portavoce deputato di AVS, cioè Alleanza Verdi Sinistra, e portavoce nazionale di Europa Verde, aveva detto: 26 settembre 2024. Oggi è un giorno importante, presentiamo 1 milione di firme contro la legge sull'autonomia differenziata che spacca l'Italia in due. Questo orribile mercimonio voluto da Giorgia Meloni, che ha barattato il premierato con la divisione dell'Italia, vendendo il Sud alla Lega di Salvini. Noi invece vogliamo tutta un'Italia che non crei discriminazione sociale e che tuteli l'ambiente. Nel paese c'è aria di cambiamento, lo sentiamo nelle piazze. I cittadini vogliono dire la loro contro un governo che attraverso la propaganda descrive un'Italia che non esiste. Referendum, strumento essenziale che va oltre la disputa elettorale. Parole di Angelo Bonelli, uno dei 2 leader di Alleanza Verdi Sinistra. Eravamo il 26 settembre del 2024 quando portarono le firme in Cassazione.
Ma c'era anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che disse: abbiamo consegnato le sottoscrizioni del referendum per l'autonomia differenziata. Procediamo spediti, grande successo per quanto riguarda la raccolta delle firme. Abbiamo constatato che i cittadini sono molto sensibili per contrastare questo progetto che frammenta l'Italia, impoverisce tutte le regioni, tutti i territori, da nord a sud, riempie di burocrazie. Avremo 21 burocrazie e questo impoverisce tutta Italia. Da considerare, ma questa è una mini parentesi, che Giuseppe Conte fu quello che avviò le trattative con 3 regioni, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, proprio per concedere l'autonomia differenziata, ma forse all'epoca non aveva in mente che si stava spaccando l'Italia, forse tra l'altro era anche, chiamiamola così, non c'era nemmeno una cornice come la legge Calderoli che dà una cornice proprio all'autonomia, ma Giuseppe Conte si vede che gli andava bene così e adesso ha cambiato idea, cioè almeno il 26 settembre ha cambiato idea. Poi c'era ovviamente Elly Schlein quel 26 settembre davanti alla Corte di Cassazione, 1.300.000 firme contro l'autonomia differenziata del governo Meloni. È una bella mobilitazione, diceva la segretaria del PD, perché la risposta della gente è stata forte, è stata chiara, chiaramente. Ora dobbiamo continuare a mobilitarci in vista del voto, che a questo punto è sicuro che ci sarà. Noi ci teniamo a che la gente possa esprimersi su una riforma che spacca in due un paese che ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle sue disuguaglianze territoriali, che hanno colpito soprattutto il sud e le aree interne. Anche qui facciamo una mini parentesi. A parte più o meno un anno nel 2018/19, dal 2011 al 2022 al governo dell'Italia più o meno c'è sempre stato il PD. Chissà perché non si era accorto il PD che si stava, come dice la segretaria del PD, ehm, creando che si stava scucendo il paese e soprattutto che si stava fratturando, no, creando disuguaglianze territoriali. Però diceva attenzione perché questa è una riforma che fa male anche al nord, perché ve lo ricordate, abbiamo detto tante volte qui a Ragioniamoci Sopra, dopo il ritornello delle prime settimane durante la raccolta firme per il referendum che si diceva che fa male al sud, poi a un certo momento il PD e non solo ha scoperto che anche al nord, che chiaramente uno diceva vabbè ma io al nord non è che sono contro il sud, magari voglio soltanto l'autonomia, fine. Allora è cambiato il ritornello e fa male al sud, virgola, e anche al nord, perché così almeno non si sa bene come, quando, perché, qui l'abbiamo spiegato 1000 volte che non era vero, che non è vero che fa male al sud e al nord, però ci mancherebbe, ognuno c'ha le sue idee, ma la roba bella è proprio lo slogan per tenere in piedi baracca e burattini. Poi comunque diceva, continuava Elly Schlein, diceva: "È un bel segnale con l'obiettivo diciamo della raccolta firme, che l'obiettivo non solo sia stato raggiunto, ma più che doppiato, perché giustamente servono solo 500.000 firme ed erano arrivati a 1.300.000 firme. È un segnale di mobilitazione importante e noi come Partito Democratico siamo felici di essere parte di questo comitato promotore con tante altre forze politiche e sociali." Ripeto questa frase che disse Elly Schlein il 26 settembre 2024 quando portò le firme raccolte per chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli, e era bella questa frase qua, nel senso che diceva: "Chiaramente ora dobbiamo continuare a mobilitarci in vista del voto che a questo punto è sicuro che ci sarà." Elly Schlein 26 settembre 2024. Referendum abrogativo? Un voto che a questo punto è sicuro ci sarà. Elly Schlein 26 settembre 2024. Ma c'era anche, come dicevamo prima, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, che disse 26 settembre 2024 davanti alla Cassazione: "Abbiamo raggiunto un bellissimo risultato ottenuto in poco tempo, grazie a una straordinaria risposta da parte dei cittadini che hanno firmato online e soprattutto ai banchetti che abbiamo organizzato sul territorio. Un segnale importante in vista della sfida più difficile da raggiungere, ovvero il quorum per il referendum che dovrebbe abrogare una legge che divide il paese.
Ricordiamo, qua facciamo sempre la parentesi, che il governo, che in teoria poteva anche far finta di niente, ma invece ha agevolato la raccolta firme perché aveva sbloccato di fatto la possibilità di raccogliere le firme anche online attraverso lo SPID e altri sistemi digitali, per cui anche chi ad agosto era sotto l'ombrellone poteva con un click del suo telefono, tra un video e l'altro, firmare per chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli. Dicevano comunque ancora, quindi più o meno di quelle 1.300.000 firme, 700.000 sono, diciamo, raccolte ai banchetti, più o meno 750.000. L'altra metà è stata raccolta online da gente che stava o in casa con l'aria condizionata al fresco e non sotto il solleone, magari a portare una firma, che ne so, alle 12 in un paese, magari un comune assolato e afoso, quindi era a casa sua con serenità, oppure era in mare in costume e dopo un bagnetto aveva firmato così. Per cui di quelle 1.300.000, metà sono raccolte, come dire, fisicamente presso i banchetti, altre metà sono state raccolte online. Comunque Maria Elena Boschi si rallegrava di questo bellissimo risultato e poi diceva: con l'autonomia differenziata i cittadini non avranno gli stessi diritti, attenzione, neppure quelli essenziali come la salute e l'istruzione. È una riforma che penalizza il sud e danneggia anche il nord, a proposito di ritornello. È soltanto l'ultima bandierina rimasta alla Lega di Salvini per continuare a chiamarsi Lega. E stupisce che la patriota Meloni sostenga così convintamente una riforma che divide il paese. Ecco, qua bisognerebbe fare una precisazione, nel senso che qua dice che, diceva Mariana Boschi, che i cittadini non avranno gli stessi diritti, neppure quelli essenziali, come salute e istruzione. Allora, premesso che attualmente non è scritto premesso che nella Costituzione è scritto che dovrebbero avere gli stessi diritti, ma nessuno ha mai provato a applicare questo dettame costituzionale. Ci prova la legge Calderoli, contro i quali molta gente ha raccolto le firme per abrogarla, no? Ma soprattutto la legge Calderoli introduce proprio i LEP, livelli essenziali di prestazione, cioè base, minimo sindacale, l'abbiamo sempre detto qui a Ragioniamoci Sopra su Radio Libertà, cioè tutti i cittadini più o meno devono avere gli stessi diritti, perché di base per accedere a determinati servizi. Invece attualmente, senza l'autonomia differenziata, ci sono dei posti che non hanno certi reparti, manca personale e la gente è costretta a fare 1000 chilometri per andare a curarsi da un'altra parte, con aggravio non solo economico, ma anche morale. Insomma, il 26 settembre del 2024 abbiamo letto un po' tutte le dichiarazioni di leader che portarono le firme in Cassazione per chiedere il referendum abrogativo. Quindi c'erano Maurizio Landini, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Maggi, Maria Elena Boschi. Ieri arriva il comunicato, diciamo, della Corte Costituzionale che dice in poche parole che di fatto che l'ufficio comunicazione stampa della Corte Costituzionale fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché la Corte ha rilevato che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Cioè, lo dico male, è stato scritto male. Cioè, questo quesito è stato scritto male. E se il quesito non è chiaro, come dice la Corte Costituzionale, questo pregiudica dice la Consulta, pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore. Cioè, queste persone sono andate davanti alla Cassazione, hanno tuonato contro tutti e tutto, contro la riforma, contro l'autonomia, però avevano scritto male il quesito, non era chiaro e secondo la Consulta un quesito non chiaro poteva portare a una scelta non consapevole da parte dell'elettore. Fermiamoci un secondo, sentiamo una canzone, poi torniamo subito perché ce n'è da dire. A fra poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you, day and night, night and day. Torment won't ever be through till you let me spend my life making love to you, day and night, night and day, day and night, night and day, day and night. Night and day, day and night, day and night. Rieccoci su Radio Libertà, ragioniamoci sopra. Abbiamo appena detto che abbiamo fatto questo, come dire, crescendo, no? Prima raccontando le dichiarazioni dei leader politici che avevano portato le firme 1.300.000 per il referendum abrogativo della legge Calderoli, dicendo, addirittura Elly Schlein diceva che ormai è sicuro questo voto, e poi insomma siamo arrivati a varie dichiarazioni, a volte anche secondo me non del tutto corrette, no? Che abbiamo anche specificato dove secondo noi non è corretto, e poi siamo arrivati invece al comunicato della Corte Costituzionale di ieri, che dice in poche parole che la Corte ha detto che è inammissibile il referendum perché l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Cioè vuol dire che non sappiamo cosa sia stato scritto, il fatto sta che non è chiaro. E se non è chiaro, come abbiamo detto prima, questo pregiudica, secondo la consulta, sto leggendo un virgolettato, la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore. La consulta va avanti, dice il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata come tale e in definitiva sull'articolo 116 della Costituzione, il che non può essere oggetto di un referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. Cioè, quello che abbiamo detto 1000 volte noi qui a Ragioniamoci Sopra, c'erano due motivi per cui probabilmente non si poteva fare il referendum. Uno perché
la Costituzione è stata cambiata nel 2001 da governo di centrosinistra, abbiamo detto 1000 volte. Siccome non si erano raggiunti determinati quorum parlamentari, determinate maggioranze parlamentari, si andò a un referendum confermativo, cioè si chiese agli italiani: "Uè, ti va bene o no questa riforma, questa modifica della Costituzione?" Gli italiani, non è previsto quorum in questi ambiti qua, andarono a votare più o meno 11 milioni di persone, ottobre del 2001, e dissero: "A me va bene." Bisognava metterla in pratica. Nessun governo in 24 anni ha messo in pratica questo, quello che c'era scritto, quello che c'è scritto nella Costituzione. Ci sta provando il governo Calderoli. Allora, ha messo in piedi questa legge, l'86 del 2024, cioè la famosa legge Calderoli di applicazione dell'autonomia differenziata, contro la quale hanno fatto ricorso, sono state raccolte le firme, ma si vede che hanno, lavorato per niente, perché la consulta dice: "Il quesito non risulta chiaro, quindi inammissibile." Cioè, quindi ragazzi, 1.300.000 persone hanno messo la firma a un qualcosa che chi l'ha proposto ha scritto un qualcosa che non era chiaro. Cioè anche bisognerebbe anche qualcuno dicesse scusa a queste persone, a questo 1.291.000 persone, che non son proprio pochissimi, chiedere almeno scuse e dire: "Guardate ragazzi, noi avevamo anche delle buone intenzioni, ma, l'abbiamo scritta male." Ma questi sono affari dei promotori, chiaramente, del referendum, che comunque è stato dichiarato inammissibile. Ma, contro la legge Calderoli si erano mosse anche 4 regioni che hanno presentato il ricorso presso la Corte Costituzionale stessa, la quale, si è già espressa, come abbiamo detto più e più volte qui a Ragioniamoci Sopra, nel novembre cioè 2 mesi fa, dove in sostanza hanno detto che la legge Calderoli è costituzionale e vorrebbe vedere, però chiaramente ha dei problemi. Ha dei problemi che in alcune parti la consulta dice già come intervenire, cioè ci sono, come dire, delle norme che basta fare un copia e incolla di quello che scrive la consulta ed è già pronta. Poi certo rimane il tema dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, cioè ovvero, ehm, quanti soldi bisogna dare a un territorio per non, l'esercizio di una, materia specifica, che ne so, protezione civile, ma proprio per una funzione specifica, che dovrà essere poi, lo traduciamo, il Parlamento a definire proprio quasi punto per punto, mettere proprio le cose ben scritte. L'abbiamo detto tante volte qui a Ragioniamoci Sopra, mentre gli anti-autonomia dicono che la legge Cadorà è stata demolita, in realtà, seguendo il percorso definito dalla Corte Costituzionale, non solo l'autonomia differenziata non viene demolita, ma diventa praticamente scolpita nella pietra, proprio perché la consulta ha dato le indicazioni per arrivare alla applicazione di quello che c'è scritto nella Costituzione, ovvero dell'autonomia differenziata messa in pratica. Ma, diciamo che c'è un'altra cosa, adesso ovviamente il tema qual è? Bisogna capire i tempi, no, in teoria si può già, come dicono alcuni costituzionalisti, le materie non LEP si possono già, le funzioni non LEP si possono già in teoria portare avanti, in modo che quando si arriverà alla legge approvata in Parlamento, già dal giorno dopo, non so, la gestione dei camion dei vigili del fuoco magari potrà già essere regionale, ma questo lo vedremo adesso cammin facendo, dipende chiaramente dalla volontà di questa maggioranza di governo, se si vuole accelerare o se si vuole andare a rilento. Questo lo scopriremo chiaramente nel corso delle prossime settimane e mesi. Ma, vorrei restare sempre su, il tema del referendum stesso e del ricorso presentato, come dicevamo prima, da 4 regioni, ovvero Puglia, Campania, Toscana, contro la legge Calderoli. È stato detto tante volte, ma lo leggiamo in tutti i commenti, che adesso dicono quelli che hanno perso, cioè quei signori che dicevamo prima che hanno portato le firme, che però sono stati dichiarati inammissibili il referendum perché il requisito non era chiaro, cioè non era stato scritto bene, dicono: "Beh, vabbè, ma tanto la legge Calderoli è già stata demolita dalla consulta, per cui praticamente vabbè lo stesso." E noi qui a Ragioniamoci Sopra
abbiamo sempre detto il contrario, ma non perché siamo di parte o dei geni, ma perché abbiamo letto tutta la sentenza della Corte Costituzionale. E la sentenza, a proposito di inammissibilità, la parola che più ricorre è inammissibilità anche nella sentenza della Corte Costituzionale, quella di novembre. Cioè Sardegna, Campania, Toscana e Puglia avevano presentato vari rilievi costituzionali alla legge Calderoli e per 25 volte la consulta ha detto che questi rilievi, questi ricorsi erano inammissibili. 25 dichiarazioni di inammissibilità. Poi c'erano anche 13 dichiarazioni di non fondatezza dei ricorsi, sempre presentate da queste 4 regioni. Cioè, se noi sommiamo le 25 dichiarazioni di inammissibilità e le 13 di non fondatezza dei ricorsi, praticamente Sardegna, Campania, Toscana e Puglia hanno preso ben 38 no ai loro ricorsi contro la legge Calderoli. Certo, ci sono state invece 14 dichiarazioni di legittimità dove praticamente si dice è vero, qua bisogna cambiare la legge Calderoli, per cui l'abbiamo sempre detto qua, la battaglia, la partita, diciamo, autonomia contro non autonomia è finita 38-14 per gli autonomisti, cioè hanno stravinto, anche perché quando si dice è stata demolita, sono 14 le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della legge Calderoli. Peccato che però metà siano solo con leggere indicazioni di, anzi scusate, con metà hanno indicazioni di correzione, quindi praticamente sono 7, perché l'ha già corretta, dice basta fare così a posto, rimangono appunto, vabbè, bisogna tirar via l'aspetto delle, a questo punto, come ha scritto bene la consulta, il tema delle regioni a statuto speciale, e va benissimo, rimane appunto il tema dei LEP. E il tema dei LEP chiaramente è il tema fondamentale. L'abbiamo detto tante volte qui a Ragioniamoci Sopra, qua, e l'abbiamo sentito anche paradossalmente da discorso di Donald Trump ieri durante l'insediamento, dopo il giuramento a Capitolino. Cioè lui ha detto, al di là dei poi dei provvedimenti che ha elencato, dei primi provvedimenti che ha firmato, in sostanza lui ha detto che gli americani sono specialisti nel rendere possibile quello che apparentemente sembra impossibile. E poi loro han detto che è l'ambizione che guida la crescita dell'America. E l'abbiamo anche cioè noi nel nostro modesto super piccolo, l'abbiamo detto tante volte qua, cioè il tema al di là poi adesso noi, come dire, la cosa che dispiace di questa questione del referendum abrogativo, della raccolta firme, a parte, come dire, evidenziare quello che abbiamo evidenziato fino adesso, ovvero la raccolta firme, l'aver cercato di l'aver provato a convincere, anzi aver convinto 1.300.000 persone e poi farsi dire: "Guardate che l'avete scritto male", che lascia il tempo che trova, che come c'è una scusa. Ma il problema è che noi, dalla approvazione della legge Calderoli, cioè ormai siamo quasi, cioè no, 1 anno no, ma 8 mesi fa, 9 mesi fa, 8 mesi fa, cioè abbiamo perso, lo possiamo dire che abbiamo perso 8 mesi e ne perderemo almeno altri, non so, un altro anno, cioè prima che riparta tutta la macchina. Allora, da una parte è positivo, per esempio, il ricorso, quello delle regioni, perché si è capito finalmente dove, qual è il percorso da fare per non incappare in ricorsi, perdite di tempo e cose varie. Detto questo, abbiamo perso tempo, ma non tanto per dare ragione alla Lombardia, al Veneto, al Piemonte, alla Liguria, cioè le 4 regioni che stanno portando avanti la riforma autonomistica, l'applicazione della Costituzione, ma proprio abbiamo fatto perdere tempo ai cittadini che attualmente hanno servizi di M, possiamo dire, visto che adesso va di moda parlare di M, servizi di M o addirittura non hanno proprio servizi. Penso per esempio che in molte regioni del sud Italia purtroppo non c'è la mensa scolastica, e senza l'introduzione di livelli essenziali di prestazione, che giustamente vanno discussi e vanno visti e rivisti più volte, ci mancherebbe altro, non in fretta e furia,
non hanno questi servizi. Allora cosa succede? Che i giovani vanno via, chi può, chi non può resta lì, però se deve curarsi va in altre regioni al nord. E questo, quando cioè non è l'autonomia che crea disuguaglianze, è proprio la mancanza di autonomia che crea disuguaglianze e crea un danno all'Italia complessiva. Quindi, come diceva Trump, se non abbiamo un po' di ambizione, cioè se stiamo a guardare, solo per bloccare, abbiamo perso 24 anni per non applicare la Costituzione nell'ambito dell'autonomia differenziata. Adesso fortunatamente questa roba qua si è risolta in maniera veloce, 'sto inghippo, 'sto rallentamento. Ora speriamo in Dio, in Parlamento ci sia un'accelerata, perché proprio, sarebbe auspicabile dare veramente una scossa al sistema istituzionale, all'architrave istituzionale e responsabilizzare gli amministratori locali, che sono più vicini ai cittadini e quindi tra l'altro sono a elezione diretta, quindi il cittadino può mandarli a casa come e quando gli pare in maniera diretta e soprattutto conoscono meglio i problemi e le necessità del proprio territorio. Se non si riesce a capire quello, allora, come dire, le disuguaglianze aumenteranno, ma non sarà colpa certo dell'autonomia. Ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Libertà, ragioniamoci sopra da Giuliano Zulin, come sempre, buona autonomia a tutti. Ciao! Avete